Benvenuti al punto, benvenuti qui a Telefriuli, benvenuti al sindaco di Povoletto, Giuliano Costenetto, e al presidente dell'associazione Zizernac, che vuol dire rondine o rondini, Daniel Tembresian. Benvenuti. Buongiorno. Buongiorno. Bene, oggi affronteremo anche un tema importante che è successo a Povoletto, questa iniziativa del sindaco di Povoletto, poi ne parleremo insieme anche al presidente. Innanzitutto benvenuto sindaco, e naturalmente la situazione di Povoletto sarà come tutti i comuni dove l'energia, il costo dell'energia, anche se adesso sta calando, dicono, condiziona poi i bilanci, no? Com'è la situazione? La situazione è pesantissima, come pesantissima credo in tutti i comuni, ma anche nelle imprese e nelle famiglie. Ci troviamo in una situazione dove il costo dell'energia farà saltare sostanzialmente i bilanci il prossimo anno, perché quest'anno, grazie a qualche storno, a qualche economia, insomma, in un modo o nell'altro riusciremo a tamponare, però il prossimo anno io non so se saremo in grado di chiudere il bilancio, e comunque se lo faremo purtroppo tagliando i servizi, a meno che non ci si renda conto, e questo è un appello alla Regione, che in questa fase straordinaria bisogna finanziare di più la parte corrente dei bilanci, perché se no gli enti locali non ce la faranno e di conseguenza si dovrà intervenire sul taglio dei servizi, perché non è pensabile aumentare la fiscalità. Scoppiano, di fatto scoppiano. I servizi naturalmente ne risentono, i cittadini saranno anche un po' arrabbiati perché dicono si arrabbieranno. C'è C'è anche ad esempio il problema della pubblica illuminazione, dove io mi attenderei dal governo una modifica del codice della strada che permetta, tra virgolette, di oscurare i nostri paesi e le nostre città durante le ore centrali della notte. Ecco, poi c'è la situazione che riguarda un po' anche gli investimenti, quindi le opere pubbliche, no? In qualche modo avranno un rallentamento, che saranno i costi maggiori, quindi anche le ditte chiederanno una revisione di prezzi, insomma una difficoltà che le amministrazioni, come si dice, restano in corner. Beh, questo è un fenomeno che è già in atto da tutto il 2022 quantomeno. Lì effettivamente le opere si rallenteranno, ma io pongo l'accento che non si rallentano solo per l'aumento dei costi e anche per la speculazione che c'è stata. Io ad esempio ritengo che la droga che è stata innescata sul mercato col 110% sia stato un grandissimo errore politico, però sono fatti esogeni e quindi non possiamo certamente noi modificarli. Pongo però l'accento che oggi abbiamo tutte le opere del PNRR e abbiamo una burocrazia che sta bloccando tutto, perché anche i bandi sono stati fatti malissimo, per cui io mi aspetto da questo governo una semplificazione delle procedure. Una prima riforma veramente concreta. Esatto, una semplificazione delle procedure. Concordo. Bene, parliamo allora dell'esperienza politica che è stata fatta dal sindaco di Povoletto, in qualità anche di segretario regionale di Regione Futuro, insomma sappiamo tutto, insomma, no? Che esperienza è stata, sindaco? Mi pare importante. È stata un'esperienza molto importante a mio avviso, è stata un'esperienza affascinante, mi sono sentito dopo tanti anni finalmente a casa, anche dal punto di vista politico, perché la politica a mio avviso deve essere fatta di idee e di progetti e non di ricerca di posti o di voler salire sul carro dei vincitori ad ogni costo. Credo che si apra una grande prospettiva per il nostro Paese, perché questo bipolarismo ormai ha chiaramente fallito. Oggi noi ci troviamo una destra che ha vinto le elezioni e quindi legittimamente deve governare, perché il vincitore di queste elezioni si chiama Giorgia Meloni, ancor più che Fratelli d'Italia, e quindi ha un effetto trascinamento esatto, importante, deve insomma. gioco-forza, mentre le altre due forze politiche del centrodestra, o di quello io la chiamerei ormai destra più che centrodestra, diciamo destra-centro, no, dai, c'è sono qualcosa state anche. talmente ridimensionate da essere quasi irrilevanti nello scenario del Paese. Hanno ovviamente tanti parlamentari, quindi eserciteranno il loro potere di interdizione a livello di governo. Per quanto riguarda il centro-sinistra, il PD in particolare, credo che la situazione per loro sia molto pesante, perché sono alla ricerca di fatto di un'identità. Io direi drammatica. Sì, noi vogliamo costruire proprio un terzo polo fatto da quella che è la parte sana di questo Paese, la parte che vuole costruire, la parte che ha una progettualità, e quindi le porte sono aperte all'ala moderata del PD, che non si riconoscerà in un PD che guarda ai 5 Stelle, e nello stesso tempo l'area centrale
dell'attuale coalizione del cosiddetto centrodestra, che certamente non può appiattirsi su Fratelli d'Italia e sulla Meloni. Bene, parliamo allora dell'evento che a Povoletto ha segnato un po' la storia anche del paese, del vostro comune, perché diciamo così l'evento, mi piace chiamarlo l'evento armeno, io conosco Daniel Tambesian perché è mio concittadino, quindi conosco anche la sua attività, il suo impegno, no? Testimonia il valore, diciamo, della verità di un evento che è successo molti anni fa e comunque sia, come si dice, mai girare la testa dall'altra parte, e questo il sindaco di Povoletto ha voluto anche sottolinearlo aderendo all'iniziativa del Presidente, no? Allora, io partirei un momentino con il Presidente che ci dice un po' l'associazione, che cos'è, cosa fa, l'impegno e anche l'apertura che ha avuto qui a Povoletto. Certo. Allora, l'associazione nasce nel 2000 da famiglie armene e non solo. Le sue finalità sono quelle di far conoscere la realtà armena non solo in Friuli, ma anche in altri luoghi della nazione. E siamo partiti con una mostra fotografica di Emich Wegner al Castello di Udine, al tempo che fu. Abbiamo fatto del nostro meglio affinché in Friuli venisse conosciuto la realtà armena non solo nell'ambito del Friuli, come dicevo, ma bensì a livello dell'Italia settentrionale. Sono 20 i comuni che hanno riconosciuto in Consiglio Comunale il genocidio perpetrato al popolo armeno. Questo grazie anche a noi dell'associazione, che abbiamo fatto da catalizzatore affinché avvenissero questi riconoscimenti. Per l'ultimo, l'anno scorso, anche la Regione Friuli Venezia Giulia ha preso atto e ha riconosciuto questo tragico evento accaduto al popolo armeno. C'è grande sensibilità, in modo particolare dell'amministrazione di Povoletto, e non lo dico perché c'è il sindaco qua, ma è un dato di fatto. Ogni qualvolta che noi abbiamo avuto delle iniziative abbiamo sempre invitato il sindaco e è sempre stato con noi, insomma. Si è speso per la causa, insomma. Sì, si è speso in modo particolare con questa intitolazione Largo 24 aprile degli armeni, che è la giornata di ricorrenza per noi armeni in tutto il mondo, per il genocidio subito per mano dei giovani turchi nel 1915, da ricordare che sono perite 1,5 milioni di persone, cosiddetto il primo genocidio del secolo scorso, che dire di più? Un fatto che oggi come oggi c'è il pericolo proprio dell'annientamento della nazione armena, della Repubblica Armena, perché si parla tanto di guerra di qua, di là e la via, ma non si parla mai della guerra in essere in Nagorno-Karabakh, che sarebbe una enclave in Azerbaigian. 2 anni fa sono morte 5.000 persone in questa guerra qua e nessuno ne ha parlato. Noi il 31 di ottobre del 2000 abbiamo fatto una grande manifestazione a Trieste, di fronte al consolato onorario della Repubblica Turca, e abbiamo avuto un successo non indifferente, tanto è vero che hanno parlato in America, in Europa, in Russia stessa. Insomma, l'attività ha dato i suoi frutti, ma certo anche nella difesa. Certo che sì, noi continueremo la nostra causa, che è quello soltanto di far riconoscere questo tragico evento accaduto al popolo armeno, che contrariamente ai tedeschi, che hanno riconosciuto le atrocità compiute dai loro avi verso il popolo ebraico, oggi come oggi ancora la Turchia non sta succedendo ancora. Ecco, Sindaco, ecco, questo evento che l'amministrazione di Povoletto e tu in particolare hai voluto sottolineare, come l'hai vissuto e perché l'hai voluto fare? Allora, questo evento in realtà nasce nel 2015 con la precedente amministrazione che decide di riconoscere il genocidio. Noi dopo, con l'amico Daniel, ci siamo messi d'accordo, abbiamo approfondito un attimino la questione, volendo dare un segnale ben preciso, che è stata appunto questa intitolazione del largo 24 aprile degli armeni, in quanto il 24 aprile del 1915 è riconosciuta come la data simbolo dell'inizio di questo genocidio. Poi c'è stata i primi di ottobre anche lo scoprimento di una croce in pietra armena, sempre nei pressi di questo largo, in località Marsure di Sotto,
che è stata donata dalla comunità armena al comune di Povoleto. Quindi un punto di riferimento assoluto per tutta la regione e non solo. No? Esatto, Certo. esatto. E noi appunto ringraziamo l'associazione Rondine, ma ringraziamo tutte le famiglie armene che hanno contribuito a donarci questa pregevole scultura che viene direttamente dall'Armenia. No? Questo, come veniva ricordato, è il primo genocidio del XX secolo, poi purtroppo ce ne sono successi tanti altri, forse molto più conosciuti, però partiamo da un discorso: la storia deve essere studiata e la storia dovrebbe servire come lezione per il futuro. Purtroppo, come ricordava Daniel prima, questo non avviene in Armenia, dove c'è comunque questa situazione di guerra che tra l'altro non ha grande spazio sui media. C'è una guerra in Europa che tutti ormai conosciamo, che sta provocando effetti devastanti dal punto di vista umano, dal punto di vista sociale, anche dal punto di vista economico. Ci sono tante guerre in giro per il pianeta e l'uomo ancora non si rende conto che con la guerra chi vince ha perso. Chi vince ha perso. Questo è il grande appello per la pace che noi dobbiamo fare. Indubbiamente oggi, perché ci sia pace, bisogna purtroppo avere anche la coscienza di dire che bisogna investire anche sulla difesa, perché la pace anche in Europa non è più una cosa garantita come tutti purtroppo pensavamo. Bene, allora concludiamo questa interessantissima puntata anche con l'appello magari del Presidente, perché ieri c'è stata una manifestazione a Roma sotto l'associazione della Sant'Egidio, dove ha partecipato anche il Presidente Macron, il Mattarella. Insomma è stata una cosa importante, perché il grido della pace deve essere in qualche modo quello che grida più forte, in sostanza, quello che deve sottolineare ma anche chiudere certe pagine. Questa pagina ancora aperta è anche molto dolorosa. È una ferita ancora aperta per noi armeni, e la grandezza non si dimostra con la forza dei muscoli, anzi il vero potere lo si dimostra anche riconoscendo gli errori commessi dai nostri avi. In questo caso qua io ho avuto l'occasione di incontrare il vice primo ministro in Armenia, che dovevamo realizzare nel comune di Pasian di Prato, la casa degli armeni, poi per un insieme di ragioni non è andato a buon fine, non certo per volontà degli armeni, anche perché il vice primo ministro aspettava dal sindaco di Pasian di Prato l'invito a recarsi in Friuli, che è l'invito che non è mai arrivato. Sì. Vabbè, insomma, sono delle scelte che ognuno fa. Ecco, volevo evidenziare questo fatto. Noi, grazie alla curia udinese, alla diocesi di Udine, abbiamo incomodato la chiesa di San Bernardino, che si trova in via Lungheria, angolo via Ellero. Noi in questa chiesa qua, ogni ultimo sabato del mese, nel pomeriggio, iniziando alle ore 16, c'è una celebrazione della Santa Messa. Ecco, per chi vuole, insomma, per chi vuole sa che l'ultimo sabato. Siamo in chiusura, veramente abbiamo sforato molto. Io ringrazio Tiziano Campicotto in regia, naturalmente io ringrazio il sindaco di Povoleto, il presidente Cambresian, e con voi ci vediamo la prossima volta con altri ospiti, perché abbiamo iniziato una nuova serie. Alla prossima.